Buongiorno a tutti, molti di voi mi hanno chiesto che cosa fosse questo, che io porto sempre con me e lo suono quando ho voglia. Lo suono perché questo è uno strumento musicale tra i più antichi al mondo, diffusi addirittura in Asia nel 500-600 a.C. È molto noto in Sicilia, è molto utilizzato specialmente nell'Ottocento, quando i custodi, gli agricoltori di granai, di frutteti, di agrumeti erano soliti utilizzarlo e suonarlo per annunciare la loro presenza ai ladri, agli eventuali ladri che venivano scoraggiati da questo suono. Questo qua si chiama Nenglarrune in niscemese, si chiama Marranzano in siciliano e si chiama Scacciapensieri in italiano. Scacciapensieri perché quando tu lo suoni la tua testa fa da cassa e le vibrazioni che crei con la linguetta fanno in modo che tu non possa pensare a nulla di particolare. Se voi voleste acquistarlo e dare un contributo agli antichi artigiani siciliani che lo creano, come ho fatto io, si acquista a Palermo, ma è possibile farlo tramite la Proloco di Niscemi. Lo prenotate in basso nei commenti o scrivete nella pagina Proloco di Niscemi nei messaggi, tramite la vostra richiesta verrà consegnato qui in sede in piazza Niscemi e nulla, darete un contributo per evitare che questi antichi mestieri vengano perduti, dato che si va sempre meno a utilizzare questo tipo di strumento che ormai è molto poco conosciuto. Vi insegnerò anche come si suona, ve lo faccio vedere. Si suona in questo modo. I denti vanno portati in questa parte dura, in questa parte fissa, e questa linguetta fa in modo di modificare lo spazio e l'aria all'interno della vostra bocca. E quindi il suono che ne esce è questo. Tutto questo è fatto per il programma di valorizzazione e promozione degli eventi e delle tradizioni nella Sicilia centrale, e con questo vi auguro una buona giornata, grazie per averci ascoltato e alla prossima. Ciao!